È attraccato nelle prime ore di questa mattina il mercantile Asso 21 con a bordo circa 270 migranti. Un tragitto segnato dalla paura, dato che al momento del soccorso effettuato dalla nave, una motovedetta della Guardia Costiera libica ha sparato 2 colpi intimidatori in aria. Sicuramente l'aspetto emotivo è stato provato dall'evento appunto degli spari, ma comunque le condizioni sempre di chi affronta un viaggio così importante con mezzi di fortuna non è mai molto tranquillo. Tra i clandestini provenienti da diversi paesi c'erano donne, bambini e 2 invalidi. Al loro arrivo le autorità e il 118 hanno provveduto all'identificazione e controlli sanitari. Tutti i migranti sono risultati in buona salute. Il quadro clinico sanitario è piuttosto buono, tant'è che abbiamo proceduto solo a qualche ospedalizzazione, ma solo a scopo precauzionale, quindi rispetto agli altri sbarchi la situazione complessiva è piuttosto buona. Ci sono diverse donne incinte, ma anche fra queste nessuno desta preoccupazione, quindi tutto sommato è stato uno sbarco tranquillo e sereno. Una notte di fuoco per chi ha dovuto prestare soccorso, dato che secondo alcuni dati sulle acque che collegano le terre libiche a quelle italiane c'erano circa 22 imbarcazioni e sono stati richiesti 2 SOS. Uno di questi, quello in cui è stato chiamato in causa Asso 21, e da cui emerge una tragica situazione, quella riguardante il naufragio in cui si contano 400 vittime. Quando mi hanno contattata mi dicevano che stavano chiamando la Croce Rossa. Ho dato loro il numero del Comando Generale di Roma, hanno chiamato il Comando Generale di Roma, ma comunicavano le coordinate a me. Mi hanno detto: prendi queste coordinate, comunicale tu alla Guardia Costiera, abbiamo problemi di navigabilità e davanti a noi vediamo un'imbarcazione forse capovolta. Le ultime 24 ore sono state devastanti per le coste siciliane, che hanno registrato l'arrivo di altri 566 migranti a Porto Empedocle e 480 a Palermo.